Alle 9 del mattino l'ultimo messaggio sul web per annunciare la giornata da trascorrere con gli amici in pista ad Adria. Danny Trevisan morirà 3 ore dopo. Il 29enne di Este stava provando la sua Kawasaki Ninja 600 nell'autodromo, una pista dove ogni giorno arrivano motociclisti da mezza Europa. Eccolo in azione proprio in sella alla sua passione. La tragedia verso le 11:30. All'uscita da una curva l'ha sbandata, lo scontro con un'altra moto, forse durante un sorpasso, quindi la caduta. Il corpo è rimasto riverso sull'asfalto, immobile. I primi a prestargli soccorso sono stati gli amici e gli altri motociclisti, poi il personale medico dell'autodromo e l'elì soccorso da Padova. Sono bastati pochi minuti per capire quello che era accaduto. Danny Trevisan è morto a causa del trauma. Nell'incidente è rimasto ferito anche un 22enne di Favaro Veneto. Al momento le indagini sembrano escludere il coinvolgimento di altri motociclisti. Ora i carabinieri hanno sequestrato le due motociclette e stanno visionando le telecamere dell'autodromo per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Era un amante delle moto, eccolo nelle foto postate sul suo profilo Facebook, sempre in compagnia dell'amato Bolide, una motocicletta potente, in grado di raggiungere velocità proibite, di quelle riservate a motociclisti esperti. La sua Kawasaki poteva correre solo in pista, non era omologata per le strade normali. Metterò grinta a tutti i miei vorrei, perché in ognuno di essi si nasconde la mia voglia di ruggire. Questa è la frase postata su Facebook la vigilia di Ferragosto. Accanto a un lungo elenco delle sue passioni, la musica dei Subsonica, i film di Arnold Schwarzenegger, e poi i miti a due ruote, Andrea Dovizioso, ma soprattutto Valentino Rossi. E poi le parole struggenti e al tempo stesso drammatiche con le quali esattamente un mese fa aveva commentato la tragedia in Russia del campionato Superbike, costata la morte al pilota Andrea Antonelli. Onore a te, Andre, eri uno che aveva manico, ci mancherai tanto.